cimitero di Silea dormiva al buio sotto le stelle. La macchina si è fermata dinanzi al chiosco d'ingresso, ermeticamente sprangato. Si è scesi sulla strada d'asfalto, non passava nessuno. Da una parte il muro del cimitero, qua e là in rovina, con brecce da cui erompevano intrichi fitti di alte erbacce. Dall'altra parte la campagna nera. Questo è Camposanto, il podcast dedicato a chi ama i cimiteri. Io mi chiamo Giulia De Pentor e adoro leggere le storie scritte sulle lapidi, osservare le fotografie sbiadite dal tempo, immaginare le vite degli abitanti di queste immense città ultraterrene. In questo podcast vi accompagnerò alla scoperta dei cimiteri che più mi hanno colpito, raccontandoveli attraverso i miei occhi e le mie sensazioni. Il brano che vi ho appena letto appartiene a uno dei libri più strani ed enigmatici che mi sia capitato tra le mani negli ultimi tempi. L'autore è uno dei miei scrittori preferiti, Dino Buzzati, che nel 1965 è andato in giro per l'Italia a indagare su presunti fenomeni paranormali, scrivendone poi dei reportage pubblicati sul Corriere della Sera con il titolo In cerca dell'Italia misteriosa. Gli articoli vengono poi raccolti nel libro di cui vi parlavo prima, che si intitola I misteri d'Italia e che vi consiglio caldamente per diversi motivi. Primo, Dino Buzzati, e penso che non ci sia altro da aggiungere. Secondo, i pezzi del giornalista offrono uno spaccato dell'Italia del boom economico e dei salotti in cui ci si divertiva a fare le sedute spiritiche. Terzo, sebbene Buzzati si ponga con uno spirito scettico e quasi scientifico e sempre a distanza analitica da questi presunti eventi paranormali, il suo stile letterario onirico e un po' assurdo ci fa pensare che gli spiriti evocati dai sedicenti medium esistessero davvero e si palesassero realmente davanti agli occhi degli interlocutori, anche se Buzzati stesso spesso ne rivelava i trucchi o esprimeva chiaramente le sue forti perplessità. La verità è che l'atteggiamento di Buzzati nei confronti dei fenomeni paranormali lo condivido anche io. Sono convinta che quando si sente dire che una cosa che sta accadendo è apparentemente inspiegabile, il minimo che si possa fare è andare a vedere, indagare, chiedere un po' in giro con un approccio rigorosamente scientifico. La grande differenza tra me e Buzzati, oltre all'immenso divario letterario che ci separa, è che lui era un intrepido giornalista che pur di verificare se un certo fantasma esisteva davvero passava una notte da solo in una casa a detta di tutti stregata. E io ho paura a entrare in una stanza se la luce è spenta, ecco. I fantasmi esistono? Chi lo sa? Quel che è certo è che esiste la mia suggestione e vi assicuro che a volte è molto più spaventosa. A questo punto avrete ormai capito che questa sarà una puntata da brividi e che i protagonisti saranno i racconti di Buzzati, o meglio, un racconto specifico di cui tra poco vi parlerò, che si svolge proprio in un cimitero. Malgrado la mia proverbiale paura, quindi, sento per completezza di dover dare il mio contributo. Inoltre, questo episodio in realtà nasce come collaborazione con l'amico Enzo Barone del podcast Cronache dell'Altro Mondo, che ovviamente vi consiglio. L'accordo era che Enzo avrebbe parlato dei fenomeni parapsichici e che io mi sarei limitata alla mia solita esplorazione. Purtroppo, il progetto non è andato a buon fine per mancanza di tempo, ma rimane in sospeso solo per ora, ci tengo a sottolinearlo. Io ho deciso comunque di procedere raccontandovi del cimitero di Silea, avvisandovi però che la puntata collaborativa prima o poi si farà e che Enzo aggiungerà molti dettagli interessanti per chi vuole saperne di più sui fenomeni paranormali del cimitero in questione, sui medium che lì vi hanno svolto esperimenti e sulle possibili spiegazioni. Io, per ora, me ne tengo alla larga, ma non perché ho paura, solo perché non è il mio argomento.
Se oggi deciderete di rimanere con me, vi racconterò la mia odissea per la ricerca del cimitero e naturalmente la mia visita con le relative emozioni che ho vissuto. Tutto come al solito, insomma. In attesa dell'episodio speciale in cui io ed Enzo parleremo assieme, vi invito a recuperare tutti gli episodi passati di Cronache dell'altro mondo, podcast che io ho ascoltato spaventandomi da sola. Se siete paurosi come me, quindi, non ascoltate il podcast di Enzo Barone di sera, oppure, se proprio dovete farlo, accendete tutte le luci. Io vi ho avvisato. Ora che vi ho detto tutto quello che c'è da sapere, iniziamo con Camposanto. L'idea per questa puntata mi viene qualche mese fa, a Berlino, mentre sono a letto a leggere prima di addormentarmi. Come al solito non imparo dall'esperienza, perché il libro che ho scelto è proprio I misteri d'Italia di Dino Buzzati. Un libro di fantasmi prima di andare a dormire. Decisamente non un'idea geniale. Ma insomma, Buzzati parla di sedute spiritiche fatte per ammazzare il tempo durante le feste, di sedicenti medium, di pittori che dipingono al buio ascoltando le voci dei morti. E poi è Buzzati, insomma. Mica mi sto mettendo a leggere le memorie di un esorcista. Insomma, dai, questo libro sarà addirittura divertente. Conosciamo tutti i racconti di Buzzati, no? Mica potrò impressionarmi sul serio. Grosso errore. E se state pensando alla sottoscritta che parla da sola cercando di autoconvincersi, avete proprio fatto centro. Insomma, sono a letto a leggere I misteri d'Italia. È agosto, ma sono coperta fin sopra la testa perché tutti sanno che il lenzuolo protegge dagli spettri e non si devono mai lasciare i piedi penzolare fuori dal letto. Sto leggendo e sto letteralmente morendo di paura. Mi sembra di sentire colpi provenire dalla stanza accanto. Non oso alzare lo sguardo dal libro perché temo di vedere un'ombra muoversi nel buio in fondo alla stanza. Potrei svegliare Alessio, ma me l'aveva detto anche lui di non leggere le storie di fantasmi prima di andare a dormire, quindi non se ne parla. A un certo punto arriva un racconto che più degli altri cattura la mia attenzione, perché il titolo è a dir poco ridicolo. La caramella stregata vola per 4 chilometri. Finalmente penso di aver ritrovato un po' di leggerezza e ovviamente mi sbaglio. Con il suo solito stile tra il surreale e l'analitico, Buzzati inizia a raccontare che per individuare il fenomeno più misterioso accaduto in Veneto si era rivolto all'amico scrittore Beppi Mazzotti, il quale gli aveva consigliato di contattare il geometra Bruno Lava, medium potente e conosciutissimo nell'ambiente. No, grazie, i medium non mi interessano e confesso che mi fanno paura. Se poi il tavolino mi annuncia che il giorno dopo devo morire, ho paura, ti dico. Non occorre una seduta spiritica. Il Lava è un medium speciale. Anzi, le cose più interessanti gliele ho viste fare senza tavolo. Un Buzzati saggio che dà voce anche alla mia paura. Malgrado la sua reticenza, lo scrittore decide comunque di andare a cena fuori col medium e altri amici per parlare un po' dei fenomeni paranormali veneti di cui Bruno Lava è stato autore o semplice spettatore. A questo punto del racconto c'è tutta la cronaca della cena con una serie di aneddoti che io non vi svelerò ora. Non voglio rovinarvi il racconto e desidero che questa parte rimanga aperta per l'episodio speciale. Inoltre voglio arrivare all'argomento che più mi sta a cuore, il cimitero. A cena, tra un bicchiere e l'altro, Buzzati a un certo punto propone di andare a visitare quel cimitero di cui vi ho parlato all'inizio, il fantomatico cimitero di Silea. Una volta giunti di fronte al cancello sprangato, il gruppetto inizia a tirare sassolini al di là del muro. Per un po' non succede nulla. Poi dopo qualche minuto i sassolini iniziano a tornare indietro, lanciati da una forza misteriosa e invisibile. Per sicurezza provano anche con un gettone telefonico e dopo un po' anche quello torna indietro rimbalzando sull'asfalto. Infine, una ragazza del gruppo estrae una caramella rossa di marca inglese dalla borsa e la lancia al di là del muro di cinta. La caramella questa volta non torna.
Buzzati e gli amici, oramai annoiati, tornano a casa e decidono di fare una seduta spiritica. Del resto, chi non fa una seduta spiritica per sconfiggere la noia? Se ci sei, batti un colpo e il colpo arriva. Se ci sei, muovi il tavolino e il tavolino si muove. Ma ci vuoi dire chi sei? Chiede il medium Bruno Lava. Immediatamente qualcosa è caduto sul tavolo. Un sasso, ha detto Lava. Accendiamo, ha detto Nerina Mazzotti. Si è acceso, non era un sasso, era una caramella di colore rosso, di marca inglese. Su un lato si notava una piccola maccatura sporca di terra. Era inverosimile e spaventoso. Non riuscivo a vedere possibilità di inganno. La caramella l'avevamo vista lanciare al di là del recinto cimiteriale. Su questo evento io ho due cose da dire. Primo, ho cercato invano quale potesse essere la marca di questa caramella rossa inglese in voga in Italia negli anni 60. Non l'ho trovata e ora sono ossessionata dall'idea di assaggiarla, quindi vi chiedo aiuto. Secondo, caro il mio Dino Buzzati, sono proprio d'accordo con te. Quello che è accaduto è inverosimile e spaventoso e se fossi in te io scapperei di corsa e me ne tornerei a casa. Quella sera, a Berlino, ho spento la luce con un piccolo tarlo nel cervello e dopo una notte tormentata a sognare caramelle rosse volanti mi sono svegliata con una consapevolezza. La mia paura sarebbe stata sconfitta dalla curiosità, ancora una volta. Neanche il tempo di chiedermi se sarei stata disposta a visitare per davvero un cimitero stregato, che già stavo scrivendo in Google cimitero abbandonato Silea. Non potevo e non volevo resistere, meglio non pensarci troppo. Dalla mattina in cui ho iniziato le ricerche al momento in cui mi sono trovata di fronte al cancello del cimitero sono passati 1000 chilometri e appena 3 giorni, che a me sono sembrati lunghissimi per l'intensità delle ricerche che adesso vi racconterò, con la speranza che queste mie vicissitudini vi possano essere utili qualora in futuro vi mettiate anche voi a cercare un cimitero abbandonato. Le prime ricerche online mi mostrano articoli in cui si parla di lapidi vibranti e volanti e abitanti della zona spaventati. Ecco, iniziamo bene. Scopro che il cimitero in realtà non si trova precisamente a Silea, bensì a Lanzago di Silea, località che a dispetto del nome fa parte del comune di Treviso. Scopro che si tratta di un cimitero napoleonico conosciuto come Cimitero del Paradiso, che dopo aver dato ultima dimora a nobili, soldati e semplici cittadini della zona è stato sconsacrato nel 1923. Da quel momento in poi è iniziata la danza, se così la vogliamo chiamare, di curiosi, spiritisti, avventurosi, innamorati in cerca di posti dove appartarsi, vandali, satanisti, insomma di tutta quella variegata umanità che si fa viva quando un luogo è ammantato di mistero e c'è qualcuno che dice di aver visto le lapidi sollevarsi e volare di qua e di là in pieno giorno. Scopro anche che a un certo punto qualcuno ha deciso di traslare tutte le salme in un altro cimitero per liberare l'area del Camposanto e per allontanare i personaggi di cui vi ho appena parlato. Oggi, a quanto leggo dagli ultimi articoli, il cimitero è diventato un orto. Non ci voglio credere. Il pensiero di una preziosissima testimonianza storica di questo tipo, smantellata, mi provoca quasi un male fisico. Non è possibile, ci deve essere un errore. Ecco perché prendo in mano il telefono e inizio a rompere l'anima in giro. Chiamo nell'ordine. I parenti che vivevano a Silea, il comune di Silea che mi dice che no, non sanno bene di che cosa sto parlando e che è meglio chiamare il comune di Treviso. Chiamo il comune di Treviso, l'impiegata cade dalle nuvole e mi dice che se il cimitero è a Lanzago di Silea allora devo chiamare Silea, ma l'ho fatto e mi hanno detto di chiamare voi. Allora mandi una mail, mando la mail, chiamo la biblioteca, chiamo l'ufficio cultura, mando altre mail.
Com'è possibile che nessuno in questa zona sappia nulla di un cimitero napoleonico antichissimo, del quale ha parlato addirittura Dino Buzzati e sul quale circolano leggende di spiriti e fantasmi? Come minimo ci dovrebbero essere delle frecce rosse lampeggianti che indicano la direzione da prendere, no? Inizio a pensare che quello che viene detto in certi articoli, e cioè che gli abitanti di Lanzago sono reticenti perché non vogliono avere altre rogne con gli avventurieri che visitano il cimitero di notte, sia vero. Per quanto riguarda l'esatta collocazione, anche qui il discorso si fa complicato. In rete trovo qualche articolo che parla del cimitero del Paradiso, però le indicazioni non sono molto precise. Controllo su Google Maps, spulcio strade e vicoli di Lanzago di Silea e a un certo punto vedo una forma inconfondibile. Il muro di cinta che circonda uno spazio che, ahimè, sembra proprio vuoto, a parte qualche costruzione ai margini. Mi sembra di essere in un vicolo cieco, però a quel punto mi viene un'illuminazione. Rileggo uno degli articoli che ho trovato in rete e torno al punto in cui si parla di una cappella seicentesca che sorge accanto al cimitero. Ricomincio la ricerca a partire da lì e scopro che questa chiesetta, che è dedicata alla Vergine del Rosario, è stata restaurata alla fine degli anni '80. Controllo la parrocchia di cui la chiesetta fa parte e riesco a procurarmi il numero di telefono del parroco che mi dà appuntamento di fronte alla chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio di Fiera per la domenica successiva. Don Angelo Visentin, il parroco, aggiunge che mi regalerà anche un libro scritto da Luigi Pozzobon che parla proprio del restauro della cappella e cercherà di mettermi in contatto con qualcuno che ne sa di più. Tombola! Nel frattempo, le mie ricerche mi rivelano l'esistenza di una tesi di laurea del 2015 scritta da Arianna Lorenzon. La tesi si intitola Le ville del borgo di Fiera di Treviso e spiega che questo vecchio cimitero sorgeva sul terreno di Villa Fenoglio, che appunto si trova in zona. Arianna, prontamente contattata per mail, mi dice tutto quello che sa e mi aiuta ad aggiungere altri particolari all'avventura che sto per intraprendere. Vi state chiedendo perché vi sto raccontando tutta questa fase di ricerca? Presto detto. Alcune di voi mi hanno scritto per chiedermi come organizzo le mie visite ai cimiteri, come scelgo i cimiteri e soprattutto come mi preparo all'esplorazione. Ecco qua, negli eventi che vi ho appena riassunto c'è tutto. Quando sto per andare a vedere un cimitero, voglio avere più informazioni possibili per poter sfruttare la mia visita fino in fondo. Amo lasciarmi sorprendere da una tomba dimenticata e ignorata da tutti, certo, ma non disdegno affatto di avere la possibilità di essere accompagnata da una persona esperta che possa arricchire la mia visita con aneddoti che non si trovano nei libri. Ecco perché rompo l'anima a tutti. Se mai capiterò nella vostra città, siete avvisati. Non demordo e non mi fermo davanti a nulla, e se qualcuno mi dice di lasciar perdere, triplicherò i miei sforzi. Ricordate l'episodio di Alleghe? Per esperienza personale, andare in un cimitero senza essere preparata a volte mi ha deluso. Visitare un cimitero è sempre bellissimo, non fraintendetemi, ma non è altrettanto bello arrivare a casa e scoprire delle cose pazzesche che avrei potuto vedere e che mi sono persa perché non avevo studiato bene. Quindi ecco, vi ho voluto raccontare anche questa parte perché mi piace condividere il mio lavoro, che non inizia quando varco la soglia di un cimitero, ma spesso settimane e anche mesi prima. Dove eravamo rimasti? Ah sì, il giorno fatidico della visita. Dopo aver finalmente individuato la collocazione precisa del cimitero, parcheggiamo la macchina poco distante e camminiamo lungo il muro di cinta, che in alcuni punti è purtroppo stato rovinato dai graffiti di quei vandali di cui vi parlavo prima. La scelta di non parcheggiare di fronte all'entrata principale è voluta. Avevo grossi dubbi sul fatto che sarei riuscita a entrare nel camposanto e sapendo che in teoria di tombe non ce n'erano più, non volevo avere come prima immagine del cimitero del Paradiso un campo vuoto. Infine, avevo appreso dalle mie ricerche che la punta di diamante di tutto il complesso, nonché l'unica parte conservata, era l'antica chiesetta dedicata alla Madonna del Rosario, di cui vi ho appena parlato.
Prima di descrivervi quello che ho visto, ecco una brevissima ricostruzione della storia di questa zona che ho messo assieme leggendo la tesi di Arianna Lorenzon, il libro di Paolo Pozzobon e gli articoli di giornale trovati in rete. La chiesetta della Madonna del Rosario viene costruita da Santo Beltramelli nel 1692 in questa località, Lanzago di Silea, che un tempo era conosciuta come Contrada dea Fiera o de Portu, ma che da tutti era soprannominata Contrada del Paradiso. Si presentava infatti come un luogo quasi idilliaco, lontano dai pericoli e dai fastidi delle paludi così comuni nella zona. Vi scorrevano sì alcuni corsi d'acqua che lo rendevano particolarmente fertile, ma non erano troppo vicini e quindi non provocavano inondazioni o altri problemi simili. I campi che vi sorgevano attorno erano vasti e rigogliosi e la località era abbastanza distante dal centro abitato di Sant'Ambrogio, cosa che la rendeva tranquilla e pacifica, ma allo stesso tempo non tagliata fuori dai traffici cittadini. Se il Paradiso, quindi, era un posto ideale dove vivere, tanto che il veneziano Santo Beltramelli ci possedeva una residenza dove andava ad abitare durante la stagione autunnale, le zone circostanti si allagavano facilmente e le strade erano spesso impraticabili. Indovinate un po' come venivano chiamate queste zone così difficili da percorrere e coltivare in contrapposizione con la località Paradiso. Inferno, bravi. Nel 1692, dicevamo, il nobiluomo veneziano Beltramelli chiede di poter costruire una chiesetta vicino a casa per non essere costretto a rinunciare alle funzioni religiose durante la stagione piovosa, quando le strade appunto sono allagate. Beltramelli quindi costruisce la chiesetta sulla strada principale, oggi via Callalta, e ne concede l'uso a tutta la popolazione di Porto e ai viandanti di passaggio. Nel corso degli anni, le proprietà di villa e chiesetta passano di mano in mano a diversi patrizi veneti, ma è solo all'inizio del 1800 che diventano di proprietà di Rosalia Silvano Fenoglio, la quale non solo dona la chiesetta alla parrocchia di Fiera, ma concede anche l'uso di un campo di terra attiguo come cimitero. Da un po' di anni, infatti, era stato promulgato l'editto napoleonico di Saint-Cloud, che imponeva il divieto di seppellire i morti all'interno delle mura cittadine per questioni igieniche e prevedeva la costruzione di campi santi in luoghi arieggiati e soleggiati, proprio come il Paradiso. I documenti dell'epoca dimostrano che la concessione di questo campo è avvenuta il 29 aprile del 1846 e il cimitero è stato ufficialmente benedetto il 16 luglio dello stesso anno. Meno di un secolo dopo, il 1 luglio del 1923, per motivi che non ho ancora ben capito, il cimitero viene chiuso ed entra, assieme alla chiesetta, in uno stato di lento abbandono. La chiesa, come vi dicevo prima, è stata restaurata alla fine degli anni '80, ma per il cimitero purtroppo non c'è stato nulla da fare. Le tombe, a causa dei continui atti vandalici, sono state rimosse e traslate al cimitero monumentale di Treviso. Il resto è stato saccheggiato e tutto quello che rimane degli antichi fasti di questo camposanto è un bassorilievo di un leone veneziano cinquecentesco in pietra d'Istria che è stato trovato mutilo tra le rovine del muro di cinta ed è oggi conservato nella chiesa parrocchiale. Quando finalmente, dopo aver percorso tutto il perimetro, sono giunta davanti al cancello, ho visto quello che temevo di vedere. Al posto di tombe e lapidi ottocentesche che mi avrebbero regalato balzi di vita dei cittadini veneti e della comunità di Porto di Fiera di quasi un secolo, ho visto pomodori e zucchine. Il cancello era sprangato e chiuso da un potente lucchetto le cui chiavi sono nelle mani di un fantomatico contadino che non sono riuscita a rintracciare. Mi sono quindi dovuta accontentare di guardare il cimitero, o quel che ne rimaneva, dal cancello. In mezzo al campo, tra filari di verdura prossima alla maturazione, una colonna funebre illeggibile a distanza. A destra, a ridosso del muro, la cappella familiare della famiglia de Donà, usata come magazzino per pale e sementi. Devo dire che, pur comprendendo la necessità di riconvertire questo spazio per sottrarlo ai vandali, ci sono rimasta proprio male. È stato come assistere allo scempio di un museo pieno di reperti preziosissimi, una cosa che fa proprio male al cuore.
A quel punto era arrivata l'ora del mio appuntamento con Don Angelo Visentin, che mi aspettava sul sagrato della chiesa, dopo la messa, per presentarmi il signor Pozzobon, fratello dell'autore del libro, oggi defunto, di cui vi parlavo prima. Quando gli ho chiesto delle storie di Dino Buzzati e dei fantasmi del paradiso, ha sorriso e mi ha detto che di leggende ce n'erano tante, ma che alla fine non era vero niente. La mia giornata si è conclusa con la visita all'immenso cimitero di San Lazzaro, il cimitero monumentale di Treviso che si trova poco distante e che è il luogo in cui sono state traslate le salme del paradiso. Non era in programma e non mi ero per niente preparata. Grosso errore. Non sono riuscita a capire dove si trovavano i defunti di Lanzago e ho cercato per tutto il tempo la tomba di Giovanni Comisso, camminando 10 volte a caso su e giù per il cimitero. Solo grazie al gestore del chiosco di fiori, probabilmente impietosito, sono riuscita a trovare la tomba dello scrittore. Divorata dalle zanzare e stremata dal caldo, sono fuggita dal cimitero, senza sapere che se mi fossi organizzata un po' di più avrei anche potuto trovare la tomba di Bruno Lava, il medium che aveva portato Buzzati al cimitero di Lanzago e che gli aveva fatto organizzare la seduta spiritica della caramella. Ve l'ho detto. Se non ci si prepara, si finisce per perdere tempo. Al cimitero di Treviso io adesso ci devo tornare, non che mi dia fastidio, però ben mi sta. Il bilancio di questa giornata? Contrastante. Da un lato, l'immensa soddisfazione di vedere tutte le mie faticose ricerche portarmi a un risultato. Volevo scoprire il cimitero del paradiso e conoscerne la storia, e malgrado quasi nessuno ne sapesse nulla, sono riuscita nel mio intento. Dall'altro lato, naturalmente, ho provato molta tristezza e delusione, perché fino all'ultimo momento avevo sperato che quella storia dell'orto fosse una specie di scherzo e mi ero immaginata di trovare qualche cespuglio di pomodori tra le tombe e non al posto delle tombe. La speranza è l'ultima a morire, dicono. In questo caso non solo era morta e sepolta, ma il cadavere non era neanche più lì. La storia finisce qui, più o meno. Ricordate i sassolini gettati al di là del muro e rilanciati indietro dagli spiriti? Di fronte al cancello del paradiso, io ho raccolto un sasso da terra e l'ho soppesato a lungo in mano pensando se tirarlo oppure no. Vi state chiedendo se ne ho avuto il coraggio? Questo, magari, ve lo racconto un'altra volta. Avete ascoltato Camposanto, un podcast scritto, prodotto e condotto da me, Giulia De Pentor. Desidero ringraziare chi mi ha aiutato in questa ricerca: Alessia, Don Angelo Visentin, il signor Pozzobon, Arianna Lorenzon. Nel mio sito camposantopodcast.com troverete come al solito tutte le fonti che ho consultato e i libri che vi consiglio. Vorrei ringraziare anche Enzo Barone, di Cronache dell'Altro Mondo, per questa puntata mancata, con la promessa di riprovarci presto. Vorrei anche ringraziare Alessio per avermi prestato la voce per interpretare i brani tratti dal libro I Misteri d'Italia. Se desiderate contribuire a Camposanto offrendomi un caffè virtuale, sul mio sito troverete tutte le indicazioni per farlo. Grazie in anticipo. Io per oggi ho finito. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!